A Bari, cominciamo la visita con il Teatro Margherita, vicino al porto. A pochi passi, c'è la città vecchia. La chiesa di San Marco dei Veneziani. La chiesa di San Gregorio. Il castello svevo normanno. Il teatro comunale Piccinni. Il teatro Petruzzelli. Il lungomare della città. La cattedrale di San Sabino, che è stata spogliata di tutte le strutture barocche, si presenta nella sua nuda solennità, con 3 navate separate da 2 file di 8 colonne slanciate, provenienti probabilmente da un edificio bizantino. La chiesa di Sant'Anna è una delle chiese più antiche di Bari ed anche fra le più menzionate nelle pergamene, trovandosi nella nota Ruga Francigena, l'attuale via Palazzo di Città, la via cioè che collega la Basilica di San Nicola a Piazza Mercantile. Eretta sul finire dell'XI secolo, prese il nome di Sant'Ambrogio, e divenne la chiesa dei nobili lombardi che seguirono a Bari Isabella d'Aragona e la figlia Bona Sforza, e successivamente, Sant'Agostino. La Chiesa del Gesù, un capolavoro barocco, rappresenta un importante patrimonio culturale pugliese. Essa presenta elementi barocchi, con eleganti facciate e interni decorati da artisti locali. Ed infine, la Basilica di San Nicola, che è molto più di un luogo di culto. È un viaggio dentro la storia, le leggende e l'identità più profonda di Bari. In queste pietre bianche, vive un racconto millenario che unisce Oriente e Occidente. L'esterno della basilica è un esempio lampante dello stile romanico, in pietra calcarea, massiccia ma sobria. Per questo, nel periodo normanno, fu utilizzata come fortezza difensiva, oltre che come luogo sacro e di culto. Al suo interno si presenta con 3 navate divise da 12 colonne. La navata centrale è quella più grande. Nella Basilica di San Nicola vivono 2 chiese, quella che accoglie la luce del giorno e quella nascosta, in profondità, dove il santo riposa. Appena entrati si respira devozione e rispetto per San Nicola, la sua storia, il suo vissuto. Le luci soffuse esortano ad una preghiera silenziosa. La cripta custodisce le reliquie di San Nicola, l'altare maggiore protegge il suo cranio, svariate ossa che compongono lo scheletro e poi c'è la manna. Si dice che le reliquie galleggiassero in questo liquido a Mira. I baresi che le portarono a Bari ci tennero a prenderne un po'. Dal IV secolo il liquido puro e sacro si riforma, dando il via ad una originale tradizione. Visitando la Basilica di San Nicola è come aver toccato con mano la storia di Bari. È un luogo che parla agli occhi e al cuore, perfetto per chi, come noi, cerca arte, silenzio, spiritualità o semplicemente un frammento autentico della cultura pugliese. A Barletta, incontriamo dapprima il castello.
e successivamente la Basilica del Santo Sepolcro, con la famosa statua di Eraclio, il colosso di Barletta. La cantina della Disfida. Porta Marina. La chiesa di Santa Maria del Carmine. La chiesa del Monte di Pietà. Il Palazzo della Marra. Il santuario di Santa Lucia non è solo un luogo di preghiera, ma un vero e proprio scrigno di storia, arte e fede che racconta secoli di vita monastica, invasioni e una comunità che ha sempre trovato rifugio nella sua protettrice, la Vergine e Martire siracusana. La cattedrale di Santa Maria Maggiore è un gioiello di storia, arte e fede che affonda le sue radici nella vita spirituale e urbana della città. La facciata unisce elementi romanici e gotici in un contrasto armonico. Nella parte anteriore si notano lesene, archetti rampanti, un elegante portale rinascimentale con cornice decorata, mentre il rosone gotico sovrasta l'intera apertura centrale. Sullo fianco nord si innalza il maestoso campanile su 4 livelli, con bifore decorative, e alla base un arco che crea un passaggio sotto la torre. Varcando la soglia della cattedrale, siamo stati avvolti da un'atmosfera di profonda sacralità e di straordinaria ricchezza artistica. L'interno si sviluppa in 3 navate che testimoniano il passaggio dal solido rigore romanico alle ardite verticalità gotiche, creando un insieme armonico e suggestivo. Le prime campate, di impianto romanico, accolgono il fonte battesimale trecentesco e tele di grande valore devozionale, come quelle dell'Addolorata e della presentazione di Maria al Tempio. Più avanti, lo spazio si apre verso il presbiterio e il coro gotico, dove le volte a crociera e le cappelle radiali illuminano l'abside poligonale con una luce quasi mistica, amplificando il senso di elevazione spirituale. Tra altari barocchi, il pergamo duecentesco e il ciborio sorretto da eleganti colonnine, ogni elemento architettonico e decorativo concorre a narrare secoli di fede e arte. La cappella del Santissimo Sacramento, con le sue raffinate decorazioni, custodisce l'Eucaristia, cuore pulsante della devozione cittadina. Lungo le pareti, capitelli scolpiti con figure simboliche e motivi zoomorfi rimandano al linguaggio iconografico medievale, invitando alla meditazione. L'insieme culmina nella tavola bifacciale della Madonna della Sfida e del Redentore, posta nel deambulatorio gotico, fulcro della venerazione mariana. Never heard of angels. They're the most beautiful creatures in the universe. La chiesa del Purgatorio rappresenta un affascinante esempio di chiesa sussidiaria della città. La sua architettura è caratterizzata da un barocco sobrio, con elementi decorativi che catturano l'attenzione di ogni visitatore. La facciata, pur nella sua semplicità, trasmette un senso di sacralità e invita alla contemplazione. La chiesa di San Giacomo si identifica come una tra le più antiche della città di Barletta. Quando fu costruita si trovava infatti all'esterno dalla cinta delle mura e fu costruita strategicamente sulla strada per canne della battaglia.
L'edificio attuale risulta da diverse stratificazioni edilizie avvicendatesi nel corso dei secoli ed è stato modificato dalle vicende che riguardarono l'antico borgo di San Giacomo. All'interno dell'edificio una delle primissime attestazioni del culto cristiano è costituita da un bassorilievo in pietra dell'Annunciazione che risale all'VIII secolo con particolari riferimenti all'arte longobarda. A Galatina, incontriamo dapprima la chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. E successivamente, la chiesa della Madonna Addolorata e la torre dell'orologio. La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, dichiarata monumento nazionale nel 1870, è uno dei più insigni monumenti dell'arte romanica e gotica italiana. Fu edificata per volontà di Raimondello Orsini del Balzo tra 1369 e il 1391, e custodisce la reliquia del dito di Santa Caterina d'Alessandria che lui stesso portò in Galatina di ritorno dalle crociate. La facciata tricuspidale, in stile romanico pugliese, possiede un ampio rosone e portali finemente scolpiti. Ma il vero gioiello è l'interno che si sviluppa in 5 navate ed ognuna di esse si ispira ad un ciclo narrato nei libri sacri. La prima campata racconta l'Apocalisse di San Giovanni, la seconda campata l'Antico Testamento, la terza la vita di Gesù e infine gli affreschi del presbiterio raccontano la vita di Santa Caterina d'Alessandria. In fondo al coro si erge la tribuna ottagona realizzata dal figlio di Raimondello, il principe Giovanni Antonio del Balzo Orsini entro il 1459. Su volere della moglie di Raimondello, Maria d'Enghien, e del figlio, le pareti interne furono decorate da 9 cicli pittorici, realizzati a partire dalla prima metà del 300 fino agli anni 40 del 400. La volontà del Signore di Galatina era creare un maestoso racconto che istruisse e ammonisse, utilizzando un nuovo linguaggio, un nuovo stile e forme diverse da quelle bizantine conosciute in quel territorio.
E dopo il fascino dell'interno di Santa Caterina, non bisogna dimenticare l'altrettanto seducente quadriportico che forma il chiostro. E un percorso francescano con affreschi e linguaggio felicemente narrativo. Sì, perché ci sono i dipinti che rappresentano gli eventi e le figure, ognuno corredato da versi che esaltano virtù morali e cristiane. Vi si può accedere da una porticina posta di fianco all'abside della basilica, transitando prima dalla sagrestia. Si tratta di un chiostro di forma quadrata, con un pozzo nel mezzo. Particolare significativo la serie di affreschi posti sotto le volte, risalenti al XVII secolo. La chiesa madre dei Santi Pietro e Paolo, in stile tardo barocco, è in pietra leccese. Essa affaccia sulla omonima piazza e sembra molto verosimile che in un primo tempo la stessa potesse essere dedicata, non ai principi degli Apostoli, ma all'Immacolata Concezione di Maria. La statua dell'Immacolata è collocata al centro della facciata, sul portale centrale. Sempre nella parte superiore del portale centrale, alla sua destra troviamo la statua di San Pietro e alla sua sinistra quella di San Giuseppe. Sulle porte laterali, invece, a destra vi è la statua di San Raimondo Nonnato e, a sinistra, quella di San Pietro Nolasco. Di notevole interesse gli affreschi della volta, con alcuni episodi della vita di San Pietro, insieme con gli splendidi altari in marmo policromo. Pregevoli anche le tele situate nella chiesa e nella sacrestia, con le mirabili lavanda dei piedi, Gesù che cammina sulle acque e apparizione di Cristo a San Pietro. Locorotondo, uno tra i borghi più belli d'Italia. La Torre dell'Orologio. La chiesa della Madonna della Greca è la chiesa più antica di Locorotondo ed è completamente dedicata a Santa Maria della Greca. Fu costruita per la prima volta tra il VII e l'VIII secolo e poi ricostruita nel XV secolo. Ha un impianto basilicale a 3 navate di cui la centrale è composta da 4 campate, con volte ogivali a crociera costolonata e le 2 laterali da mezze botti rampate ed unghiate. La volta a semibotte è propria delle chiese pugliesi a cupola in asse. La chiesa madre San Giorgio Martire è un monumentale edificio, dedicato a San Giorgio Martire. All'esterno la sua figura si eleva al centro ed al di sopra delle case. La facciata ospita nel timpano una raffigurazione in rilievo di San Giorgio con il drago e dai 2 angoli, più in basso, le 2 statue di San Pietro e San Paolo. Sulla parete di sinistra, entrando, vediamo aprirsi il cappellone del Santissimo Sacramento nel quale si conservano 2 coppie di paraste sulle cui facce sono scolpite, in 42 riquadri, scene dal Vecchio e Nuovo Testamento. Sulla parete dell'abside vi è un'ultima cena del pittore napoletano Gennaro Maldarelli.
Il ricchissimo altare barocco, a commessi marmorei, fu realizzato nella bottega napoletana del Lamberti. Ai lati dell'ingresso vi sono, a sinistra un seicentesco affresco staccato, raffigurante San Donato Vescovo e a destra una tela raffigurante Cristo risorto. Accanto si trova l'altare dell'Assunta. Appena entrati in sagrestia, nella stanza a sinistra sono conservate 3 antiche tele raffiguranti un Cristo flagellato, il martirio di San Bartolomeo e l'incredulità di San Tommaso. Nella nicchia vi è un lavabo barocco in marmo. I busti lignei seicenteschi collocati sopra la porta della sagrestia raffigurano i santi Vittorio e Ruffino. Il grande quadro di San Giorgio, sul fondo dell'abside, sempre del Maldarelli, è del 1841. Nelle 2 nicchie ai lati dell'altare vi sono, in una, la statua lignea di San Giorgio Martire e nell'altra una serie di antichi reliquiari. Accanto alla porta d'accesso alla cripta vi è l'altare di San Michele, con una tela raffigurante la caduta degli angeli. Segue lo splendido altare del Santissimo Rosario, dove la plastica materia marmorea sale sulla parete come cornice alla grande tela centrale della Madonna del Rosario tra Santa Caterina da Siena e San Domenico ed a 15 ovali raffiguranti i misteri. Dopo aver parcheggiato sul lungomare di Monopoli, ci apprestiamo a visitare la piccola ma vivace cittadina. Nota come la città dalle 100 contrade, Monopoli è un meraviglioso borgo della costa adriatica. La città ha origini davvero antiche che sembrano risalire al periodo messapico, ma la sua fortuna è legata allo sviluppo del suo porto che nel tempo l'ha resa un importante centro commerciale. Proprio per la sua posizione strategica la città aveva costruito un efficace sistema difensivo che le ha consentito di resistere alle numerose incursioni nemiche. Il castello di Monopoli, costruito sulla striscia di terra più avanzata rispetto al mare, faceva parte del sistema di fortificazione costiera, voluto da Carlo V in Puglia. La chiesa di San Giuseppe. La chiesa di Santa Teresa. La chiesa Regina Pacis. La colonna infame. Contrada di Monopoli, la Sacra Famiglia. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La spiaggia di Porta Vecchia. La sensazione che si ha dinanzi alla cattedrale della Santissima Madonna della Madia è quella di imponenza dell'edificio, su di un piccolo spazio che è quello del sagrato. Non ci si aspetta, attraversando una breve galleria che corre sotto il palazzo vescovile, di ritrovarsi una suggestiva facciata tardo-barocca. L'interno è a croce latina con doppio transetto, presenta 3 navate, di cui quella centrale più ampia con volta lunettata e quelle laterali più strette con volte più basse e a catini.
Le navate laterali sono separate da quella centrale da una serie di pilastri cruciformi a tarsia marmorea, intagliati con tutta la forma del motivo ed assemblati per ottenere il motivo decorativo. Lungo il perimetro esterno delle navatelle si aprono le 8 cappelle, 4 per lato. All'incontro tra la navate centrale ed il primo transetto si eleva, sorretta da 4 grandi pilastri, una volta cupoliforme. Ai margini della cupola sono posti 4 affreschi raffiguranti i 4 evangelisti. Nei bracci del primo transetto si trovano a destra la cappella del Santissimo Sacramento e a sinistra la cappella della Madonna del Rosario. Il secondo transetto contiene la cappella dei Martiri e la cappella di Sant'Anna, mentre nella parte centrale sono presenti il coro ed il presbiterio. 2 rampe di scale simmetriche permettono l'accesso alla cappella della Madonna della Madia, che costituisce il fulcro di attrazione principale di tutta la chiesa. Tale cappella si affaccia sull'altare maggiore. A dare ancor maggior risalto alla cappella un arco di notevole altezza che la incornicia in corrispondenza dell'accesso al coro. Tale accortezza architettonica, insieme agli elementi decorativi della stessa, la mettono in risalto già dall'ingresso della cattedrale. Tutta la chiesa è decorata con stucchi, capitelli corinzi, veri e finti marmi, quadri e sculture di notevole pregio. Il tutto concorre a creare un ambiente di pregevole gusto artistico. La chiesa di San Domenico riveste un notevole interesse, non solo dal punto di vista artistico, ma anche storico. Essa è infatti un monumento di gran pregio architettonico ed un ricchissimo contenitore di beni culturali, ciascuno dei quali testimonia un momento della storia monopolitana in un ambito cronologico che va dalla fine del secolo XV al secolo XVIII. Prima di lasciare Monopoli, ci gustiamo dei panzerotti fantastici. La chiesa di San Salvatore, una delle più antiche della città di Monopoli, è collocata all'interno dell'antica cinta muraria, prospiciente il mare. Dopo essere stata abbandonata e più volte saccheggiata, oggi conserva ancora la bussola, la cantoria e l'altare centrale in marmo policromo.
La chiesa di Santa Maria degli Amalfitani, tutta in muratura, è divisa in 3 navate, la centrale più larga delle laterali che terminano in 3 absidi semicircolari. L'esterno dell'abside centrale, salvo qualche deterioramento, mostra originalmente l'impronta architettonica e decorativa del XII secolo. La chiesa di San Francesco si trova nel cuore del centro storico. La sua costruzione risale alla prima metà del XVIII secolo e rappresenta un importante esempio dello stile barocco con influenze rinascimentali. La chiesa non solo è un luogo di culto, ma anche un simbolo della comunità, testimone di eventi storici significativi.